Essere qui insieme è fantastico per una cosa semplice, che c'è una cosa che ci ha unito insieme, l'appartenenza. Se noi guardiamo adesso nella sala troviamo che ci sono almeno 5-6 nazioni diverse, quindi questa è una grande cosa, una bellissima cosa. Che il mondo anche nella sua immensità può essere anche piccolo e ciò che lo unisce è il volersi bene insieme, di stare insieme. Quando abbiamo scelto di fare Io e il tempo, l'abbiamo scelta in una situazione di discorso, io e Roberto, e abbiamo detto cos'è la cosa che ci unisce e ci separa? È il tempo, perché a volte ci unisce, a volte ci separa. Questo tempo dove io sono arrivato nel settembre, 26 settembre 1979. Oggi siamo 8 dicembre 2012. Più di 32 anni, o 32 anni e qualcosa, che se devi fare un background nella testa ti accorgi che sono un flash di percorso di vita, dove hai imparato tanto, sei integrato, ti è piaciuto, ti ha cresciuto, ma è rimasta una nicchia sempre dentro il tuo cuore, quella che è la nostalgia, l'amore della tua terra, che anche se io dico sì, sono integrato, mi trovo bene qua, sto bene dal punto di vista sentimentale, lavorativo, affettivo, l'applauso va anche ai sardi. Io non ho vissuto solo in Sardegna, ho vissuto in Italia, più parti dell'Italia, ma gran parte l'ho vissuta qui in Sardegna e credetemi, l'affetto che la gente in Sardegna dà non è paragonabile alle altre regioni italiane, per non togliere alle altre regioni, però molti ci chiedono qualche volta ma in Sardegna c'è disoccupazione, non c'è spazio per lavorare, perché prevalentemente non è solo la famiglia che ti porta a stare qui, ma anche è un fattore economico di tutti i giorni, quotidiano, che hai bisogno del tuo lavoro, ma l'affetto delle persone che ti stanno insieme, che ti stanno vicino, che trovi in loro un'accoglienza diversa, ti porta a rimanere qui in Sardegna. Quindi la Sardegna è bella nel suo popolo sardo, nella sua tradizione, e in quello che ci ha dato come affetto. Infatti io parlo dal punto di vista di esperienza, di conoscenza con gli altri ragazzi, persone, ma anche dal punto di vista personale. Credetemi, io lavoro in studio dentistico da 26 anni e ho trovato un'accoglienza, un stare insieme, dove in quel periodo, dove era più o meno il 1985, quando il campo lavorativo non erano molto presenti molti stranieri qui a Cagliari, e quindi il fatto di vedere lo straniero ti dice oddio chi sono, no? Mi ricordo passavamo in zona qui, via Ismirioni, San Michele, c'erano i primi senegalesi che erano arrivati, ma anche noi stranieri che vedevamo loro ci stupivamo di loro presenza qui a Cagliari, ma l'accoglienza che ha preservato il comune di Cagliari, l'istituzione di Cagliari con noi è stato quello, il fattore che ci ha lasciato legati, prevalentemente presenti qui in Sardegna. Passati 30 anni, ma credetemi sono 30 anni molto belli, io li considero belli perché ho trovato delle persone che mi hanno voluto bene. Sì, ci sono i momenti positivi e negativi, tutti quanti abbiamo dei momenti positivi e negativi, però quando sono stato a Milano, Como, Varese, Luino, Torino, cioè, trovi che la gente non ha tempo per vedere come stai e che cosa hai. Molti dicono qua, ma anche a Cagliari in qualche quartiere se abiti ci sono 5 piani, i conquilini non sanno chi. Non è vero. Se tu stai male, credimi che l'inquilino che c'è vicino saprà che stai male.
verrà a bussare a chiederti. Io abito in periferia di Cagliari, dove siamo, credetemi, ci sono delle persone che ci cerchiamo molte volte quando uno sta male o anche quando uno sta male, perché bisogna anche cercarsi quando si sta bene.